E noi siamo orgogliosi dei 36 istituti che sono istituti che hanno la loro sede succursale, la possibilità di ospitare studenti nella città di Firenze, vedono la città. L'Università Firenze è una città patrimonio dell'umanità, non è una città dei fiorentini, è una città che ogni persona al mondo può sentire propria. Quindi come Presidente del Consiglio regionale non lo potevo mancare, come non lo potevo mancare nella sala d'armi, che è stata una bellissima occasione, e vi ringrazio di cuore per quello che fate, per come vivete la città, per quello che è l'accoglienza che sempre riservate a chi viene nelle vostre sedi di studio. Vogliamo anche ringraziare il Presidente per il sostegno che ha fatto alla CASH nel 2016, non solo nel 2016 ma anche nel 2008 e anche al 2014-15, perché l'ha catalogo che è alla vostra disposizione sul fireplace sopra i mostri, dove è chiaro? È alla vostra disposizione, per favore prendete un catalogo perché è stato stampato dal Consiglio regionale. Applauso. La mia direttrice della California State University, Mariucci. Buonasera, benvenuti. Mi chiamo Mary. Mi piace chiamarmi Mariuccia come mi chiama mio padre. So, yeah, thank you for coming. Tante grazie di essere venuti. Such a happy occasion, you know, when we celebrate what our students have done and celebrate how much our professors have changed the lives of our students. I just love these end-of-year events when we recognize the work that our students have done. It just always means so much to me. It's so great to know that we have art as such a central part of our curriculum here at Cal State. I mean, it's absolutely fitting that it be central to the curriculum in Florence, of course. And how could you have studied, you know, any curricular agenda without art? And just to make it so central for our students, that to give them the opportunity to come here and focus on art. But, you know, there's going to be some judgment rendered here and some recognition of certain pieces over others, but I just want to say anybody who's got their art hanging on the walls here or in the hallway is a great big winner to me. You're all bravissimi and bravissime, so congratulations on being here. So thank you. Sensibilità, quindi vuol dire, a volte i docenti scelgono un po' perché non bisogna sentirsi maestri, non è vero, ognuno di noi ha un suo spazio e quindi siate liberi di fare quello che credete. Perché è buono quello che voi ritenete che sia giusto. No, io davo delle idee agli studenti, sono stati in accademia 44 anni, quindi è vero, sa, ho dato sempre delle idee, secondo me questo va bene, questo va bene, ma se non siete d'accordo non modificatelo, perché è una vostra decisione, quindi vuol dire, alcuni sono venuti bene come gli altri, no? My colleague, the second promoter of the Art Flash events is Lorenzo De Medici, and two of my colleagues are here, Isabella Faxo, Filippo Gambassi. They're professors like me at Lorenzo De Medici. And the third promoter is the Museum of Contemporary Art in Florina, Grecia. And all of these works are going to become part of the permanent collection at il museo. Tutti i lavori. E ora che è già il futuro, più nessuno se ne cura. Capita che mi sveglio all'alba quando l'aria è fresca, pensando alle mie illusioni di un'estate ormai persa. Però poi arrivi tu, ti siedi dove vuoi e butti giù la mia malinconia di vivere, e tutto sembra già possibile per me. Preso dentro al buio che avanza, vieni tu a dare luce al mio giorno, trascinato sotto dall'onda
a quando io tornerò, quasi 1000 miglia, più lontano io sono, bella mia sogna, fino a quando io tornerò, preso dentro al buio che avanza, vieni tu a dare luce al mio giorno, trascinato sotto dall'onda,